La grande esercitazione a fuoco svolta nella zona di Cesano in onore del capo dell'esercito tedesco generale von Brauchitsch, presenti le missioni spagnola ed albanese e numerosissimi generali, presenziata dal sovrano e dal duce. La manovra, mettendo in rilievo le caratteristiche delle nuove divisioni e i procedimenti tattici della fanteria, che giunta a stretto contatto con il nemico affonda con i soli propri mezzi l'organizzazione avversaria, ha costituito un quadro preciso della rapidità e della potenza d'azione del binomio fanteria-artiglieria nei criteri tattici della guerra di rapida decisione.